Sì, manifestazione è partita molto bene, ieri c'era moltissima gente, cosa che ci auguriamo anche oggi. Un momento importante questo perché è una tradizione che si rinnova, il premio eccellenze per riconoscere ai talenti e alle capacità del nostro culturale, imprenditoriali, nel mondo sociale, mondo sportivo del nostro territorio, un'occasione in più, un riconoscimento da parte della città. E allora, dopo il venerdì sera che ha visto tra i vari protagonisti Finlay riempire Piazza Libertà con più di 5.000 persone presenti a cantare Adrenaline, diventerai una star, continua la 30ª edizione di Friuli Doc con tutta la serie di eventi programmati, tra cui spicca il premio Eccellenze che torna anche quest'anno per rendere omaggio alle varie personalità friulane che si sono distinte in questo 2024. Da Sinta Vissa, detentrice del record italiano olimpico agli ultimi giochi di Parigi, ad Asia Tavano, prima judoka friulana di sempre a partecipare ad un'Olimpiade per l'ambito sportivo, questo, e poi ancora la cantina Zidaric che ha ricevuto i 3 bicchieri, riconoscimento del Gambero Rosso che ha premiato anche la ciclofocacceria MAM con i 3 pani, fino ad arrivare alla Lampara e alla Onlus Arte e Libro premiata come eccellenza friulana in ambito sociale per i suoi 40 anni di attività. Allora, sicuramente una grande emozione, è stato bello essere qui oggi ed essere premiata e niente, un orgoglio essere friulani e niente, è stato bello. La stessa cosa ed è stato bello condividere questo con Asia che ci conosciamo da un paio d'anni e non siamo riusciti a vederci a Parigi, ma ci No. siamo visti diverse volte qua in Friuli per festeggiare questo traguardo bellissimo. Sicuramente l'emozione è tanta, nel senso che non avremmo mai pensato che lo stesso anno che noi festeggiamo i 40 anni ricevevamo anzi questo premio eccellenza proprio i 30 anni di Friuli Doc. Quindi è un grandissimo onore per tutti i ragazzi, per tutti noi, insomma, perché vuol dire che stiamo facendo la cosa giusta e stiamo andando nel verso giusto.